Ciao ragazzi, queste sono forme di Monte Veronese DOP, il formaggio della montagna veronese e della provincia di Verona. Da oggi inizio una serie di video in cui vi racconto le famiglie che stanno dietro a questa produzione. E la prima che vado a farvi conoscere è quella di Dario Gugole, il decano dei produttori del Monte Veronese, uno che ha cominciato da giovanissimo a produrre questo formaggio, inizialmente come formaggio di casa, un po' come facevano tutti, poi è diventata un'attività, ma sempre nel segno delle caratteristiche tipiche della Lessinia. Ho cominciato ancora da bambino che andavo a aiutare il papà e la mamma ai pernigotti nella casara turnaria. Lavoravo poco latte, incominciando, come dico, da scherzo, lavorando sempre più. C'erano i contadini che venivano a casa mia a offrirmi il latte per l'amicizia, per la fiducia, per tante cose. Quando avete deciso di produrre per voi e quindi per vendere? Guardi, io facevo che avevo 16-17 anni, aiutavo ancora, c'era ancora mio papà, poi ho fatto la scuola casearia che avevo 20 anni a Tiene, avevo le vacche, poi avevo i maiali, incominciavo scherzando, diciamo, non pensavo di fare un caseificio. E invece poi era una piccola casaretta, dopo mi sono trasferito qui negli anni ancora 90. Sapete perché si chiama Monte Veronese? Non solo per richiamare la Lessinia, la montagna veronese da cui arriva il latte, ma perché monte è un plurale. Monta sta per mungitura, monte, mungiture. 2 per la precisione, quella della mattina e quella della sera precedente, oggi come allora. È questa la regola base che caratterizza la produzione del formaggio monteveronese. Questo è anche la gestualità tipica dei casari, perché i movimenti sono ancora quelli nella gran parte dei caseifici che vi farò conoscere. La modernità ovviamente ha facilitato il lavoro, però lo spirito, l'artigianalità che caratterizza questo formaggio è rimasta pressoché immutato. Io qui vedo centinaia di forme. Cosa c'è qui dentro ancora di quell'antico sapere? Migliorare la lavorazione, però sempre la stessa tecnica di una volta, perché non altri ne va bene un po' tradizionalmente come una volta lavorare il latte. Perché? Perché come gusto, come sapori, come qualità ci troviamo molto bene. Me lo dice cosa sente lei quando assaggia il Monte Veronese? Ma guardi che io quando assaggio il Monte Veronese, il mio, non perché è mio, ma mi piace più di tanti altri. Perché? Non saprei dirla, se mai lei può fare la differenza più che io, perché sennò dicono sempre quando lo fai tu è sempre il migliore. E di Dario Gugole cosa c'è dentro ogni forma? Un po' di caratteristica, sempre un po' si mette tutta la responsabilità da lavorare e qualità, diciamo. Ma che anche il gusto della sua montagna? È così, perché abbiamo tutto il latte di montagna, San Bortolo, Campofontana, tutto latte in Lessinia. È importante che arrivi da lì il latte? Sì, certo, perché il latte con meno, non c'è insilati, non c'è altre robe di mangimi, tutto un po'. Anche i contadini hanno capito che guardando bene le vacche anche sono più, rendono abbastanza bene e hanno più salute anche le vacche in stalla. Ma c'è un altro aspetto importante che caratterizza questo mondo, il mondo del Monte Veronese, perché il latte arriva dalla montagna, dalle vacche che vivono in montagna, che sono gestite da allevatori, contadini, produttori, i quali non soltanto producono il latte, ma gestiscono il territorio, perché le vacche al pascolo aiutano a mantenere l'ambiente intatto, integro il più possibile.
E questo per una fruibilità ovviamente non solo loro ma anche turistica, quindi possiamo dire che se i produttori continuano ad allevare e a restare sul territorio, in qualche modo lo preservano. E anche questo è un valore che si può assaporare dentro ciascuna forma. Sono contadini con cui avete rapporti da tanto tempo? Beh, io ancora da quando ho cominciato, che avevo un quintale di latte al giorno, 2, e ancora sono i miei contadini. Insomma, Dario, dopo questa sua lunga carriera, no? Lei ha vinto un sacco di premi, è tra i Sì, caseifici più premiati d'Italia, credo, no? sì, Cos'è sì. per lei il Monte Veronese? Beh, c'è un amore del lavoro, delle fatiche che si fa e anche sacrifici. C'è tutto, in una forma di un formaggio c'è tutta la qualità, l'amore, anche delle volte si deve lavorare, si anche non se in forma, diciamo. E cosa prova adesso a vedere che la sua famiglia comunque continua quello che lei ha creato? Beh, fa piacere perché ci resta un po' di memoria, di lavoro e anche continuano a lavorare. Questo quanto ha, Dario? Questo già 2 anni e mezzo. Ero da bellezza o si può No, si può si assaggiare. può? Sì. Perché lei mi conosce, no? Sì. Io devo testare la qualità del prodotto. Adesso lo Mamma, faccio. mamma. Ma che color calo sto formaggio, Dario? Guarda. È molto paglierino, Mamma. fatto sulle le mucche al pascolo. Si sentono i fiori. Però penso anche alla polentina, non so perché. Ma anche se fosse il vin bon, rosso. Ma rosso, siamo ai Val del Pone. Abbiamo il Durello. Durello, te sbagliato. E il Durello abbiamo, che è molto buono e molto famoso, che si abbina È un per... gusto tipico anche quello, oltre al proprio Monte Veronese. bisogno. Ecco, t'ho corretto Dario, però t'ho corretto perché dopo adesso andarti E il Durello, caro, è proprio nella sua. la sua. Complimenti Dario. Grazie. E i profumi della Val d'Alpone sono qualcosa di speciale. Adesso prendiamo anche il Durello. Lo vedo.